benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Se sei un appassionato tifoso dell'azzurro e desideri restare sempre informato sulle ultime notizie e analisi riguardanti la squadra di calcio italiana, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a lasciare un mi piace per sostenere i nostri contenuti. Il Napoli ha manifestato interesse per Antonio Conte, l'ex allenatore del Tottenham. Questa notizia ha scosso la scena calcistica italiana, poiché la squadra sta seriamente considerando di ingaggiare Conte come sostituto di Rudi Garcia. Queste speculazioni sorgono a seguito di una serie di deludenti sconfitte nel campionato italiano, che hanno lasciato i tifosi del Napoli frustrati. La recente sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina domenica scorsa ha prolungato la serie di risultati negativi della squadra guidata da Rudi Garcia, e la pressione sul tecnico francese è in aumento. Fonti vicine alla dirigenza del Napoli hanno rivelato che Antonio Conte è diventato l'obiettivo principale della squadra per invertire la situazione. Conte è un nome rispettato nel mondo del calcio, con un track record di successo in Italia, avendo allenato la Juventus e l'Inter, dove ha vinto titoli di Serie A. L'interesse del Napoli per Conte è nato dopo il suo periodo al Tottenham Hotspur la scorsa stagione, anche se la sua permanenza in Premier League è stata breve. Tuttavia, Conte ha lasciato il segno, e la sua esperienza nel gestire squadre di alto livello è vista come un vantaggio per il Napoli in questo momento. La possibilità di un cambio di allenatore è attualmente oggetto di discussione interna nel Napoli, e la dirigenza non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale in proposito. Nel frattempo, Rudi Garcia è sotto pressione per invertire il trend negativo della squadra e mantenere il suo incarico. Tuttavia, le voci riguardo all'eventuale arrivo di Conte stanno guadagnando slancio, e i tifosi del Napoli sono ansiosi di vedere come si svilupperà questa storia. Mentre il club cerca una svolta nella sua stagione di Serie A e una nuova direzione sotto la guida di un rinomato allenatore come Antonio Conte.